parliamo di elezioni, partirei da Messina. Anche voi ovviamente, lei in particolare dopo l'operazione di rivoluzione dell'esperienza politica con Ingroia, tenta ovviamente un rilancio come segretario dell'Italia dei Valori. Temi europei che voi avete lanciato attraverso questo manifesto, europei non tedeschi, che ha un significato ovviamente molto chiaro, cioè di distanza dalla linea del rigore tedesca, che però non è piaciuto per esempio agli albergatori veneti dove ci sono tantissimi turisti tedeschi. Ecco, cosa diciamo di questo, Messina? Ma devo dire che soltanto chi è in malafede non si rende conto del senso dello slogan che abbiamo adottato. Noi non ce l'abbiamo affatto col popolo tedesco e con i cittadini tedeschi che vengono in Italia, anzi ben vengano, noi li ospitiamo molto volentieri. Il tema è diverso, a noi questa Europa non piace perché non ci piace essere sudditi della Merkel e di questa Europa germanocentrica. La Merkel in realtà oggi sta utilizzando la sua forza economica per occupare economicamente i paesi più deboli e questa non è l'Europa che noi vogliamo. Devo dire, è colpa anche dell'Italia, perché l'Italia ha mancato di autorevolezza. Quando noi parliamo per esempio di nostri orari, possiamo vedere tra l'altro questo manifesto, la regia credo ci possa mostrare questo manifesto, un manifesto ovviamente certo, di propaganda normalissimo. Diciamo pure che la Germania ha fatto di peggio nei confronti degli italiani, quindi non ci possiamo sentire in colpa. No, ha fatto molto di peggio nei confronti degli italiani, ma voglio dire, non voglio rivangare il passato evidentemente, ma il senso è un senso economico. Se noi pensiamo per esempio che non possiamo sforare questo tetto del 3% tra deficit e PIL e la Francia in questo momento è al 4,3, non se ne preoccupa nessuno, allora è chiaro anche che c'è un problema di autorevolezza dell'Italia.